Vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione scolastica, anche se il Ministero della Salute annuncia una linea soft per il primo periodo definito di rodaggio e a livello nazionale si contano 600.000 tra bambini e ragazzi privi della copertura prevista dalla legge Lorenzin, tra le regioni regna il caos e si viaggia in ordine sparso, quantomeno per le modalità attraverso le quali ottemperare ai nuovi obblighi. In Veneto la Regione ha inviato ieri pomeriggio alle aziende sanitarie le indicazioni su come procedere, che verranno quindi studiate e recepite da lunedì. Parallelamente a Venezia si sta lavorando al ricorso da presentare alla Corte Costituzionale contro la legge che obbliga a sottoporsi a 10 vaccinazioni gli alunni di materne ed elementari. Una replica del ricorso già presentato al medesimo provvedimento in forma di decreto. Nel frattempo la legge è legge, quindi entro il 10 settembre le famiglie devono presentare alla scuola materna la documentazione che attesta l'avvenuta vaccinazione, pena la mancata iscrizione. Scadenza che slitta al 31 ottobre per le scuole dell'obbligo. Lunedì è previsto in Regione un confronto tra gli assessorati coinvolti, istruzione e sanità, per poi portare martedì il tema all'attenzione della Giunta. Nella sola ULSS 2 Marca Trevigiana i bambini scoperti sono circa 1.300 su 22.000 che frequentano nidi e scuole d'infanzia. I richiami alla profilassi partiranno proprio dai più piccoli per proseguire poi con i 9.000 delle elementari e infine i 18.000 adulti tra insegnanti e personale scolastico.